Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La politica in primo piano in questa edizione del telegiornale, al via la seconda fase del mandato regionale, lo ha detto a chiare lettere il presidente della regione Mario Oliverio, aprendo la convention all'Unical definita appunto per la Calabria, ha definiti anche il governatore programmi per 9 milioni di euro. Il nostro direttore Attilio Sabato, sentiamo. Apre il cantiere con molte maestranze a giudicare dalle presenze. Aula Caldora gremita mentre il presidente della regione spiega il perché dell'iniziativa che in una parola può essere sintetizzata così: ripartenza. Ebbene sì, ripartenza dopo oltre 2 anni di governo con risultati ancora tutti di là da venire. Oliverio racconta nel dialogo con i colleghi Macri e Pollichieni la semina fatta in questi lunghi mesi di verifica, controllo e, ha detto, inversione di tendenza. Il raccolto il governatore già l'immagina, quasi lo vede stipato nelle cascine del sistema Calabria. La gente, tanta a dire il vero, segue e si lascia coinvolgere. L'aula contiene varie umanità, l'università, amministratori locali, sindacalisti e un bel po' di iscritti al PD provenienti da diverse zone della Calabria. Gli applausi non mancano quando Oliverio chiama in causa la giunta precedente, Scopelliti per esempio, e la scelta incomprensibile compiuta di consegnare nelle mani di un commissario la sanità. Settore delicato e molto, ma molto attenzionato dai cittadini. La parola d'ordine del presidente è una sola: la regione è stata scippata. Andò dall'allora Presidente del Consiglio Berlusconi e chiese a Berlusconi di essere nominato commissario, non valutando che in quella scelta con quella scelta sarebbero scattati misure, vincoli. In futuro le cose cambieranno? Beh, l'intenzione c'è, ma chissà. La lunga chiacchierata con i 2 giornalisti scivola via tra una battuta e l'altra. Qualità del lavoro svolto dalla Giunta, il rimpasto, il Consiglio e poi territorio, urbanistica, incendi, acqua e molto altro ancora. Insomma, il cantiere è aperto. Vedremo se alla fine sarà possibile vedere un qualcosa di completato, ultimato, finito.